Buongiorno e ben ritrovati. Anticipiamo questa edizione di Focus TG perché vi raccontiamo fra pochissimo quella che sarà la nuova giunta regionale del Veneto. È il giorno tanto atteso, dunque dopo settimane di toto giunta, settimane di voci, settimane di ipotesi su quella che sarà la squadra di governo della regione del Veneto. E allora a Palazzo Grandi Stazioni c'è il nostro Christian Arboit con Alberto Pivetta, perché alle 11:30 Alberto Stefani annuncerà la squadra della giunta regionale e ci sono delle conferme. Sappiamo che la sanità andrà a Gino Gerosa, ci sono forse delle sorprese, vedremo, insomma dovremo anche capire quale sarà il peso politico. A quanto pare la Lega sempre restando il fatto che i patti preelettorali sono rimasti, la Lega avrà un peso preponderante sugli assessorati. Vediamo Christian Arboit con Alberto Pivetta. Buongiorno a tutti voi. Prendiamo la linea dal Palazzo Grandi Stazioni dove già si stanno vedendo i primi assessori. Non c'è ancora il suggello dell'ufficialità, non ci sono ancora le parole del presidente Stefani che arriverà a breve, ma già abbiamo visto diversi volti. Qui con me c'è Lucas Pavanetto. Lucas Pavanetto è un po' abbottonato, però insomma è ormai certo, sarà il nuovo assessore al turismo della regione del Veneto e vicepresidente della regione del Veneto. Mi può confermare? Allora, buongiorno Christian, finché naturalmente non c'è l'ufficialità, quindi sarà il presidente a dire e a comunicare quelle che sono le deleghe naturalmente, e quindi io sono a disposizione come tutti gli altri esponenti di Fratelli d'Italia che si apprestano insomma a governare questa regione al meglio naturalmente per i prossimi 5 anni. Lei è capogruppo uscente di Fratelli d'Italia, l'unico rappresentante di Fratelli d'Italia del Consiglio regionale uscente a essere stato riconfermato, ha parecchie preferenze, ha avuto parecchie preferenze e quindi adesso insomma l'assessorato al turismo è suo. Lei è iesolano, ci sono le Olimpiadi in vista, insomma è un assessorato di peso in questo preciso momento storico. Mi fa piacere Christian che tu abbia queste informazioni, però al momento, ripeto, sarà il presidente a dire quali saranno le deleghe degli assessorati, perché sapete benissimo che finché non sono firmati i decreti tutto può succedere, e diciamo che la giunta sarà composta da persone preparate e quindi ognuno con le proprie peculiarità al di là della territorialità, e quindi insomma l'unica cosa certa è che appunto esco da capogruppo, sono stato fiero di aver guidato nell'ultimo anno il gruppo consigliare, adesso vediamo insomma la giunta come sarà composta. Grazie Pavanetto, ci aggiorniamo fra 10 minuti dopo le nomine ufficiali da parte del presidente Stefani, ma possiamo già fare un rapido giro. Noi siamo in diretta, c'è Valeria Mantovan, noi siamo in diretta. Assessore, posso chiamarla assessore, no? Perché insomma ecco, Valeria Mantovan, unica assessore uscente riconfermata dalla provincia di Rovigo, ex sindaco di Portoviro, insomma una sua prima reazione. Fra poco ci sarà il suggello dell'ufficialità. Beh, sicuramente l'entusiasmo, perché siamo consapevoli di andare a ricoprire un ruolo che ci onora, di rappresentare tutto il Veneto, ma sicuramente anche il senso di responsabilità che questo comporta, quindi entusiasmo e responsabilità allo stesso tempo, questo è quello che provo. Poi lei rappresenta non solo un partito ma anche un territorio, il Polesine, il Delta. Sì, un territorio che ha grande potenziale ma che come area fragile, diciamo delicata, ha bisogno di crescere, di essere ben rappresentata e anche di crederci, di investire in quello che potrebbe essere il percorso di sviluppo più adatto a quel tipo di territorio che non è comune solo al Polesine ma anche ad altre province del Veneto. Grazie assessore Mantovan, buon lavoro davvero. Noi siamo sempre in diretta e possiamo spoilerare quello che accadrà alle 11:30 quando prenderà la parola il presidente Alberto Stefani.
questa è la sorpresa. So che non vuole parlare assessore Gerosa, ma appunto Gino Gerosa è qui, chirurgo di fama internazionale, lo conoscono tutti. Prima lei non voleva parlare, Gerosa, noi siamo in diretta su Antenna 3, manca poco, quindi dobbiamo portare pazienza. Bravissimo, aspettiamo le 11:30. Lei è consapevole di essere la grande sorpresa di questa giornata, si è parlato tanto di lei. 11:30. Aspettiamo le 11:30, restiamo confidenti. Dario Bond, possiamo parlare con Dario Bond perché era forse la prima grande certezza di questa nuova giunta regionale, forte, di tante preferenze in provincia di Belluno, oltre 7.000. Bond, per lei ci sarà con ogni probabilità, dopo appunto lo scopriremo da Alberto Stefani, il referato all'agricoltura, caccia e pesca e quello forse più atteso dal territorio bellunese, quello della montagna. Mi può confermare? Si dice così, ma aspettiamo alla fine l'arrivo del ministro, del presidente, che insomma dirà e darà tutte le deleghe specifiche, perché sono dei pacchetti orientati, quindi dentro l'agricoltura ci saranno anche dei dettagli, dentro le foreste ci saranno dei dettagli, quindi dovremo aspettare lui, ecco. In ogni caso la montagna bellunese, la montagna veneta si aspetta molto da lei. Sì, ripeto, lo dico, se sarà così bisogna sempre ricordarsi che certe azioni si fanno se c'è il conquibus, se ci sono dei denari, perché altrimenti si possono fare tante belle chiacchiere ma non si arrivano ai fatti. Ecco, bisogna capire qual è il meccanismo che porta il volano poi a diventare vero. Quindi, bene i referati, ma per portare avanti i referati servono le risorse. Il suo motto elettorale era fatti non sacco e i fatti sono le risorse. Sono le risorse che dovremmo in qualche maniera capire su questi argomenti che non hanno poste precise di bilancio, mentre ad esempio la sanità, tu sai che hai circa il 78-80% di risorse proprio finalizzate, perché è una macchina enorme che ha bisogno di essere nutrita e sarà sempre di più. Ecco, qui dovremo costruire la macchina, dovremo dire cosa diamo alla macchina per vivere, e vivere vuol dire soldi, vuol dire denaro, vuol dire provvedimenti europei, vuol dire in qualche maniera anche finanziamenti nazionali, quindi io non voglio creare delle false aspettative, voglio dire vediamo, mettiamo in fila i soldatini e capiamo quanti soldatini abbiamo e con quello facciamo la guerra. Passo dopo passo. Sì, grazie. Sì. Ho visto che annuiva il professor Gerosa, non voglio fare facile linguaggio del corpo, quando Dario Bond parlava appunto dell'80-90% delle risorse che vanno alla sanità, perché la sanità poi è il settore che cuba circa 9 miliardi di euro di risorse in Veneto. Però Gerosa è come una sfinge. Professore, la lascio, dopo ci aggiorniamo. Proseguiamo con la nostra diretta, vediamo chi si sta... ecco, vediamo Riccardo Barbisan, c'è da capire se Riccardo Barbisan avrà una delega specifica o se è qui anche in qualità di vice segretario della Lega regionale. Quello che sappiamo è che Riccardo Barbisan è stato eletto al Consiglio regionale e ha lasciato nei giorni scorsi ufficialmente il posto di assessore al bilancio in comune di Treviso. Poco fa qui c'era anche Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, presidente della conferenza dei sindaci dell'US 2, è lei ad aver vinto, possiamo usare questo termine, il derby tutto trevigiano e tutto leghista con Sonia Brescacin, presidente della Quinta Commissione Sanità, già presidente della Quinta Commissione Sanità, che è la commissione che a Palazzo Ferrofini si occupa proprio dei temi della salute. Quindi appunto Paola Roma, assessore al sociale, anche qui al 99%. Vedo anche Diego Ruzza. Buongiorno Diego Ruzza. Diego Ruzza, ecco, ormai siamo qui, possiamo anticipare qualcosa. Lei sarà il nuovo assessore a?
Allora sembrerebbe, perché aspettiamo naturalmente che il Presidente ci conferisca le deleghe definitive a lavori pubblici e trasporti, e quindi stiamo aspettando appunto di sapere in maniera completa e puntuale quale sarà la distribuzione degli assessorati e anche delle relative deleghe ai 5 di Fratelli d'Italia e poi a tutto il resto della Giunta, insomma. Il suo quindi è un assessorato pesantissimo, lei alle spalle ha una lunga esperienza da amministratore, come sindaco a Zevio. Di lei si era parlato anche per il posto da assessore alla sanità, perché lei è un noto psicologo clinico di fama nazionale. Grazie. Però trasporti quindi sì, e lavori pubblici, attendendo l'ufficialità. Penso che per la sanità sia stato scelto un profilo di altissimo livello. E è vero che nel Toto Giunta, soprattutto negli ultimi 2 settimane, insomma, si è parlato anche del sottoscritto per la sanità. Chiaramente ho dato la mia totale e completa disponibilità per qualunque delega il Presidente decidesse di affidarmi, e quindi siamo qui per iniziare a lavorare per i veneti e soprattutto per portare tanti risultati a questa magnifica terra e a questa regione. Sinta Ruzza, qui il baricentro politico della regione del Veneto si sposta sull'asse Padova-Vicenza-Verona, questa è l'impressione, è così? Allora speriamo, perché abbiamo come territorio tanto da dire, però siamo anche persone consapevoli che bisogna collaborare con tutte e anche le altre province, perché il lavoro di squadra paga sempre, insieme si va lontani, e ovviamente però come veronesi e in Giunta faremo sicuramente sentire anche la nostra voce, intesa come progettualità e istanze da portare avanti per Verona e provincia, ma ovviamente siamo assessori regionali per l'intera regione. Grazie Ruzza, grazie. Buon lavoro davvero. Allora, vedo che c'è Riccardo Barbisan con Giuseppe Canova. Barbisan, noi siamo in diretta e Paola Roma, insomma, il nostro pubblico conosce benissimo Paola Roma, che possiamo dirlo, sarà la nuova assessora al sociale. Attendiamo l'annuncio del Presidente e credo che sia giusto che sia il Presidente a farlo. Io ringrazio per questa opportunità che il Presidente mi ha dato di essere qui, e naturalmente i cittadini per l'opportunità di comunque essere all'interno di questa assise. Ricordiamolo, Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave per diversi mandati, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. In questo periodo lei tra l'altro si sta occupando di diverse normative, diversi settori legati proprio al vivere quotidiano, no? Mi riferisco soprattutto alle ATS, agli ambiti territoriali sociali, che è la vera sfida da qui ai prossimi mesi. Sicuramente è una delle sfide più importanti che dobbiamo appunto su cui lavorare territorialmente con tutti i colleghi, e nel lavoro di squadra che abbiamo sempre cercato di portare avanti. Quindi insomma già ci spoilera un po' quello che sarà la sua priorità da assessore al sociale. Lavoreremo in base a quello che il Presidente ci affiderà poi come delega. Scusi se l'ho tirata per la giacchetta, ma ci riaggiorniamo fra 10 minuti. Ecco, allora vediamo poi, ho visto anche Diego Ruzza, ve lo abbiamo già fatto sentire, vediamo. Ecco, Filippo Giacinti, buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3 Rete Veneta. Giacinti, lei sindaco di Albignasego, la conoscono tutti a Padova ha fatto incetta di voti oltre 12.000, oggi lei è qui come nuovo assessore della Giunta Stefani. Posso sapere da lei quali saranno i suoi referati? No, attendo di saperli ufficialmente, credo il bilancio sia uno di quelli, e per il resto attendo l'ufficializzazione da parte del Presidente. Lei è stato il rappresentante di Fratelli d'Italia più votato in provincia di Padova, e a Padova c'era anche una bella concorrenza sia nel centrodestra sia poi sul fronte opposto nel centro-sinistra. È un risultato personale molto importante il suo. Beh, io non lo ritengo un risultato personale, è un risultato di squadra che parte sicuramente dai cittadini del mio comune, che mi hanno tributato un grande risultato, una grande fiducia, passa attraverso i tanti cittadini della provincia di Padova che hanno conosciuto il mio operare della mia squadra nel comune di Albignasego, ma anche e soprattutto tanti sindaci e tanti amministratori con i quali vorrò proseguire e lavorare insieme a supportarli.
Ecco, bilancio è una delega importante, una delega anche molto tecnica. Immagino che lei da sindaco sia abituato a dover fare i conti con bilanci sempre più risicati, con casse esangui. Cambierà qualcosa secondo lei da qui ai prossimi mesi? Sappiamo che c'è in ballo la riforma del federalismo fiscale, c'è la riforma dell'autonomia, però per il momento le risorse sono quelle che sono. Certo, io sono entrato in comune di Albignasego nel 2003 e la prima delega che ho avuto a fine di quell'anno sono diventato assessore con la delega al bilancio e poi questo ha portato bene. Insomma, è sicuramente una delega molto delicata, molto importante e che presuppone poi un lavoro però di squadra con il Presidente e con tutti gli altri assessori, in modo tale da riuscire ad ottenere il miglior risultato nell'interesse dei veneti. Stefani aveva parlato di una giunta di qualità, di una giunta equilibrata e tra i territori e tra i partiti politici, è davvero così? Credo assolutamente di sì, quindi credo che riusciremo a fare bene nell'interesse dei nostri cittadini. C'è poi tra l'altro una bella presenza, una nutrita presenza di sindaci ed ex sindaci. Lei sindaco di Albignasego, che è il secondo comune, se non erro, più popoloso della provincia di Padova. Prima avete sentito Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, che avrà il sociale, e ancora Valeria Mantovan, che è stata sindaco di Porto Viro nel Delta. Lo stesso Alberto Stefani, sindaco a Borgorico, e anche il sindaco. Quindi lei mi conferma che c'è anche il sindaco di Asiago in giunta? Ho letto sul giornale, adesso credo di sì, da quello che ho letto. Credo che i nomi usciti oggi siano quelli definitivi. Ma credo di sì, ma lo vedremo tanto tra pochi minuti, quindi sì, lo scopriremo solo vivendo. Diciamo che non sarà un'attesa lunga, per sapere definitivamente quale sarà la squadra. Il suo primo passo da assessore quale sarà? Il primo passo sarà quello di confrontarmi con tutta la giunta e con il Presidente per riuscire a capire, individuare al più presto quelle che sono le priorità. Il bilancio poi è una priorità che venga approvato il prima possibile e quindi sarà subito un impegno importante. Grazie davvero a Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego e nuovo assessore al bilancio. Il bilancio era retto, lo ricordo, da Francesco Calzavara, dal veneziano Francesco Calzavara. Allora, Alberto, se puoi seguirmi, andiamo verso, perché nel nostro racconto è fondamentale, Elisa De Berti. Elisa De Berti non sarà assessore, ma avrà una delega importantissima. Abbiamo già parlato con Elisa De Berti, ma adesso è intervistata dai colleghi. Elisa De Berti continuerà ad avere la delega alle infrastrutture, sarà consigliere delegato. È un unicum, solitamente non vengono affidati questi incarichi, ma si può. I consiglieri delegati ci sono anche nei comuni, è una possibilità che l'ordinamento giuridico dà, l'ordinamento degli enti locali, sia comuni, province e regioni. Allora provo un attimo ad avvicinare il microfono a Elisa De Berti. Credo che sia una bella soddisfazione anche per loro. Il fatto di non essere assessore nelle grandi partite nazionali, di avere una delega da consigliera, pensa che possa indebolire l'azione del Veneto o alla fine in termini di concretezza lei sarà sempre la stessa? Allora, in termini di concretezza secondo me non cambia niente, anche perché la delega è una delega presidenziale, quindi io mi muovo in nome e per conto del Presidente, quindi lavorerò a stretto contatto con il Presidente e no, non credo che mi indebolirà, semplicemente per un motivo, che i rapporti le relazioni che in questi anni ho instaurato con ciò che rappresenta le infrastrutture a Roma sono molto solidi, molto forti, di reciproca stima, e quindi non credo che essere chiamato assessore o essere chiamato consigliere indebolirà l'azione della Regione. No, ne ho talmente tanti che sicuramente non ne seguirò uno alla volta, ma come sempre li porterò avanti tutti insieme, ma ce ne sono tanti, li conoscete, insomma, dalla Romea alla Valsugana, alla Valdastico, la Via del Mare, le opere olimpiche, variante di Longarone, collegamento ferroviario all'aeroporto di Verona, all'alta velocità, insomma ce ne sono tantissimi, sicuramente non mi annoierò.
E la holding autostradale di cui ha già parlato più di qualche volta anche il Presidente. Sì, diciamo che quella un po' è il mio tarlo da 8 anni, perché è stata un'idea che è partita da un cambio di rotta politico che è arrivato da Roma con l'allora Ministro Del Rio, che ha deciso che la 22 e la Venezia-Trieste non dovevano andare in gara ma potevano rimanere gestite dal territorio e quindi dal pubblico. Io lì ho preso la palla al balzo e ho detto va bene, nel 2026 scade la Brescia-Padova, perché metterla in gara? Perché non la può gestire il pubblico? Non è solo una questione di poter utilizzare gli utili, ma è anche una questione di programmazione delle infrastrutture, perché quello che conta di fatto nelle autostrade è anche la pianificazione e la programmazione degli investimenti che vengono fatti all'interno del piano economico finanziario. Insomma, diciamo che il nodo di Padova Est è un nodo da risolvere, quindi è importante trovare una soluzione. Il problema di accessibilità alla tangenziale a Verona, anche quello con la Transpolesana, è un nodo che ci portiamo indietro da tanti anni, ma che possiamo affrontare e cercare delle soluzioni, se ci sono, all'interno dei piani economici finanziari delle autostrade. Quindi insomma diciamo che è una strada non in discesa, è una strada in salita, ma continueremo a batterci per questo. Consigliere De Berti, siamo in diretta su Antenna 3 Rete Veneta. Insomma, lei rappresenta di fatto la giunta uscente, nel segno della continuità. Del resto lei ha forse i dossier anche più delicati. Sì, allora è un atto di fiducia, l'ho detto, del Presidente Stefani, che raccolgo con soddisfazione e con entusiasmo. Sicuramente i dossier delle infrastrutture sono dossier che per loro natura non possono essere aperti e chiusi in 1 anno, 2 anni, 3 anni, ma di fatto sono dossier che devono essere seguiti per anni. Ci vuole la costanza, ma anche la chiarezza delle priorità, perché sicuramente non è possibile ogni 5 anni cambiare le priorità. Le priorità del Veneto ormai le sappiamo quali sono, ci sono dei dossier aperti che spero nei prossimi 5 anni, perché adesso comunque davanti ho 5 anni, di poter chiudere e di poter portare delle soluzioni. Faccio una domanda più politica. Qui l'asse si sposta su Verona, su Padova, Verona. Una sua ex collega di giunta, Roberto Marcato, poco prima del voto aveva parlato di radicchiocentrismo, no? Con un'espressione un po' colorita per dire che l'asse del potere era tra Belluno e Venezia. Adesso, stando alle nomine, pare spostarsi su Padova-Verona. Allora, io vi sfatto subito questo discorso semplicemente per un motivo, perché c'erano 10 assessori che rappresentavano tutte le province a livello territoriale, ma un assessore regionale non è un assessore provinciale, è un assessore regionale, quindi deve lavorare su tutte le province. Noi come assessori avevamo carta bianca dal Presidente Zaia. Il Presidente Zaia non l'ha mai fatto con me e non credo che l'abbia mai fatto neanche con i miei colleghi, non si è mai intromesso e non ha mai preso decisioni al nostro posto. Io non ho mai ricevuto condizionamenti verso Treviso, ma ve lo dico proprio nella maniera più spassionata, quindi se non c'è stata una rappresentanza a livello regionale, forse è stata una colpa più degli assessori che del Presidente. Io sinceramente come assessore regionale uscente mi sento di aver rappresentato in maniera equilibrata, di aver lottato per tutto il Veneto e mi sento di aver fatto l'assessore regionale. Poi Treviso centrico, Verona centrico, Padova centrico, secondo me sono discorsi che lascio così note così di campanile che forse non hanno più senso. Non hanno senso, no. Grazie Elisa De Berti, consigliere delegato alle infrastrutture, questa nuova figura che appunto viene cucita addosso a Elisa De Berti anche proprio in virtù della sua esperienza e dei tanti dossier aperti, su tutti per l'appunto i dossier olimpici. Vedete Dario Bond che è stato il primo di fatto ad arrivare questa mattina. Con Alberto Pivetta noi siamo arrivati qui verso le 10, abbiamo monitorato un po' la situazione. Dario Bond è stato il primo ad arrivare, il secondo ad arrivare è stato Gino Gerosa che è appunto la vera sorpresa, assessore alla sanità, un assessorato alla sanità preeminentemente tecnico. Questa la prima
foto di gruppo per Dario Bond, Valeria Mantovan e Lucas Pavanetto, 3 nomi di peso per Fratelli d'Italia, perché questo è il tema politico. Insomma, adesso questa è la giornata di convenevoli, delle pacche sulle spalle e così via, però insomma si apre una nuova stagione politica da tutti i punti di vista, con Fratelli d'Italia con un peso specifico maggiore in giunta. Io direi che proprio per correttezza sarebbe giusto dare, mi sembra, la parola al vicepresidente che è Lucas Pavanetto, quindi proprio la patata bollente già a Lucas Pavanetto. Ecco, Fratelli d'Italia che avrà un peso maggiore in giunta, insomma ci sono 5 assessori per Fratelli d'Italia, è un cambio di passo da questo punto di vista. Sicuramente un cambio di passo, perché nella precedente amministrazione, prima con Elena Donazan, poi con Valeria Mantovan che prosegue un lavoro, oggi insomma il cambio di passo ci sarà per quanto riguarda Fratelli d'Italia, ma Fratelli d'Italia ricordiamo che è sempre stata a disposizione anche in Consiglio regionale la scorsa volta, cercando di proporre anche con gli assessori che insomma c'erano. Sarà una giunta più equilibrata. Per tutta la campagna elettorale il coordinatore regionale del partito Luca De Carlo ha detto insomma comunque andrà a finire, insomma sarà una nuova stagione politica, più policentrica, diciamo così, è finita l'epoca dell'uomo solo al comando, e lì chiaramente intendeva Luca Zaia. Allora, il Consiglio regionale che è stato eletto è già un Consiglio regionale equilibrato, quindi non c'è un gruppo consigliare che può fare maggioranza a sé, e quindi perché penso che questo sia utile per avere una maggiore discussione anche su determinati temi, che non significa rallentare, ma significa magari arricchire ancora di più quelle che sono le proposte di legge e le iniziative che arrivano dalla Giunta. Avete sentito tutti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, Giorgia Meloni, intanto si è aggiunto Diego Ruzza, Filippo Giacinti, quindi qui ci sono i 5 di Fratelli d'Italia, i 5 assessori di Fratelli d'Italia. Avete sentito Giorgia Meloni, vi ha detto qualcosa? No, credo che la sentiremo subito dopo l'ufficialità. La sentirà lei per tutti e 5, come farete? Magari sarà sua premura insomma aver lavorato per aver fatto la migliore delle giunte, perché sappiamo insomma che in primis lei ha sempre il controllo e ha scelto sicuramente le persone migliori per rappresentare la giunta, come le persone migliori per avere insomma le liste che oggi compongono il Consiglio regionale. Quindi 5 esponenti di Fratelli d'Italia: Bond per la provincia di Belluno, quindi la montagna, Delta, Polesine con Valeria Mantovan, Lucas Pavanetto, provincia di Venezia, litorale, avrà il referato al turismo, un referato che pesa, Filippo Giacinti, padovano, e quindi sindaco di Albignasego, Diego Ruzza, ex sindaco di Zevio, psicologo clinico all'ospedale di Legnano, e lui appunto rappresenta Verona, quindi c'è anche un equilibrio territoriale. Sì, tutte le province diciamo sono state rappresentate, altre verranno rappresentate con ruoli importanti in Consiglio regionale. Ricordiamo che insomma sono 7 le province, 5 assessori, un capogruppo e un Presidente del Consiglio, quindi penso che insomma questo sarà il buon lavoro insomma di Fratelli d'Italia sia in Consiglio che in Giunta. Anche perché poi lunedì è convocato il Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini, si apre la partita delle nomine, commissioni e così via, le commissioni che sono altrettanto strategiche, questo va detto, perché anche governare i lavori d'aula, avere la possibilità di incidere sugli ordini del giorno, lei ne sa qualcosa da capogruppo uscente, insomma ha una sua rilevanza. Più che incidere è lavorare di squadra. Il centrodestra unito oggi rappresenta la migliore delle giunte che potrà essere fatta, proprio per lavorare in sinergia con la filiera che è quella del governo nazionale, che è diciamo la rappresentazione plastica di quello che vuole l'elettorato di centrodestra. Quindi noi abbiamo mantenuto un impegno sia qui in Veneto che a livello nazionale che nei territori locali, insomma, perché la maggior parte delle persone che ci sono qua dentro hanno fatto gli amministratori, stanno facendo gli amministratori o sono comunque amministratori di lungo corso. Di certo, di lungo corso Dario Bond, che ben conosce anche le stagioni della politica. Lei è stato rappresentante del centrodestra per tanti anni in Consiglio regionale del Veneto, è stato anche capogruppo del Popolo della Libertà. Le chiedo che Consiglio regionale sarà, che stagione politica si apre? È davvero finita l'epoca dell'uomo solo al comando? C'è un Consiglio regionale completamente diverso da 5 anni fa. Ci sarà un Consiglio regionale che avrà delle visioni anche ad esempio sulla sanità molto diverse rispetto adesso. Già la presenza di Zuschi è una presenza che può dare un segno, può praticamente portare. Poi ci sono figure anche nuove all'interno dei Fratelli d'Italia, della Lega,
persone giovani che hanno già una notevole esperienza, porteranno sicuramente l'esperienza. Io, guardi, la vedo positivamente questa nuova avventura all'interno del Consiglio regionale, perché quando arrivano delle risorse proprio anche mentali e umane, tutto si rimescola, ma tutto diventa più forte, anche più facile per la stessa popolazione, per il stesso Veneto, ecco. E Valeria Mantovan, torno da lei, siamo tutti in attesa del presidente Stefani, ormai abbiamo spoilerato praticamente tutto, ma insomma non cambiate canale. Valeria Mantovan, che ha sul tavolo dei dossier importanti, perché insomma ci sono anche dei fronti di crisi occupazionale che preoccupano lei, quindi diciamo è in continuità. Diciamo che ancora le deleghe non sono state comunicate ufficialmente. È chiaro che se dovessi proseguire nel lavoro continuerò a fare quello che ho sempre fatto, col massimo impegno, con la professionalità di un'unità di crisi che è realmente un'eccellenza dal punto di vista non solo veneto ma nazionale. Se non dovessi essere io, sarà mia premura essere al fianco di colui che avrà l'onore e l'onere di gestire questa delega. Grazie Mantovan, grazie davvero. Allora, restano delle caselle, restano delle tessere da mettere al loro posto. Vediamo se si è aggiunto qualcun altro, perché manca la casella di Forza Italia. Silvia Madiotto, sono in diretta su Antenna 3. Buongiorno. Ti chiedo da collega, tu hai capito a chi andrà la casella di Forza Italia? Sarà davvero attribuita a Roberto Rigoni Sterna, il sindaco? Allora, in questo momento sembra che ci sia stato proprio quell'unico cambiamento durante la notte. Credo che sarà il Presidente a dire quale sarà la casella. Ho visto però aggirarsi qui dietro ed è appena entrata Elisa Venturini, che per 5 anni è stata capogruppo. Per cui io nel dubbio su questo rimarrei ancora un po' flessibile, perché l'ho vista passare adesso e potrebbe esserci ancora qualche cambiamento. Potrebbe esserci un coup de théâtre. Non si può escludere, dopotutto per diversi giorni abbiamo assistito a cambi anche improvvisi, c'erano dei nomi che entravano, che uscivano dai toto giunta, per cui insomma è una giunta che è stata calibrata con un Tetris per poter assegnare a tutti, immagino, la qualifica perfetta per ogni tipo di professionalità. Ne cambi uno, cambi anche l'altro, ecco. Silvia, aiutami nel fare un primo elenco. Allora, vicegovernatore, assessore al turismo Lucas Pavaneto, che è il primo che abbiamo intervistato. Quindi Fratelli d'Italia, Valeria Mantovan, istruzione e formazione in continuità. Valeria Mantovan, Fratelli d'Italia, ex sindaco di Portoviro. Poi abbiamo Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego, bilancio. Diego Ruzza, veronese, ex sindaco di Zevio, con i trasporti. Sì. Esatto. Poi Dario Bond, agricoltura, fondi comunitari e delega alla montagna. Questo sul fronte Fratelli d'Italia. Poi Gino Gerosa, assessore alla sanità, che nella parte dei leghisti, diciamo, anche se è una nomina tecnica. Ecco, Paola Roma al sociale. Sì. Sviluppo economico, Massimo Bitonci, tu lo hai visto? Non l'abbiamo ancora visto entrare. Non l'avete ancora visto entrare. Infatti anche questo è un nodo un attimo da definire, quindi restano 2 caselle da attribuire. Sì. Credo che il Presidente si sia preso tutto questo tempo per sistemare tutto nei dettagli, però sarà questione di minuti, perché vedo consiglieri che entrano ed escono. Sarà questione di minuti di scoprire quale sarà questa squadra che governerà il Veneto per 5 anni. Si tratta di avere pazienza. Grazie Silvia, che mi hai aiutato. Allora, vedo che insomma si stanno distribuendo un po' le figure a Palazzo Grandi Stazione. C'è attesa per l'arrivo di Alberto Stefani, perché per l'appunto i 5 assessori di Fratelli d'Italia sono qui, sereni, stanno già posando per le foto di rito, le foto opportunity. C'è la consigliera delegata Elisa De Berti, consigliera delegata al dossier strategico delle infrastrutture, che comunque non rientra nel novero degli assessori. Quindi potremmo parlare di un 11° assessore ombra, ma è comunque un consigliere
delegato. Resta da capire a chi andrà appunto lo sviluppo economico, se lo sviluppo economico andrà, se andrà per davvero a Massimo Bitonci, che è attualmente sottosegretario al MIMIT, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Chiaramente Massimo Bitonci dovrebbe succedere a Roberto Marcato, che è stato assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto per 10 anni, assessorato che proprio qui alla Grandi Stazioni ha la propria sede. Dovrebbe essere questione di secondi, di minuti. Chiediamo al vicegovernatore, ci siamo, non ci siamo? Si comincia con questa... Questo Toto assessori, Cristian ti sta prendendo un po' la mano. No, allora, ripeto, al momento arriva il Presidente dà tutte le deleghe e ufficializza tutte le deleghe. Ripeto, Fratelli d'Italia ha dato 5 nomi e penso che siano 5 nomi all'altezza, alla pari dei consiglieri che rimarranno naturalmente il Consiglio regionale a guidare il gruppo, e quindi... Secondo lei si sta ancora decidendo qualche nome, perché non è ben chiaro cosa accadrà? No, il Presidente è qui e quindi penso che abbia già tutto a posto. Quindi la parola a questo punto passa ad Alberto Stefani. Andiamo immediatamente da Alberto Stefani. Ecco, c'ho ancora la penna in mano. Quindi trattative fino all'ultimo minuto? No. Avevamo in testa la squadra, abbiamo cercato ovviamente di fare scelte di massima qualità, abbiamo posto la scelta della qualità, il criterio della qualità come primo criterio orientativo per fare ogni scelta, quindi esperienze nelle rispettive materie, formazione e professionalità nelle rispettive materie e anche magari dei percorsi politici e amministrativi in quelle determinate materie. Credo che questo sia il criterio migliore per fare le scelte che ora vi presenterò, insieme ovviamente a tutta la squadra che lavorerà per il Veneto in maniera compatta per i prossimi 5 anni. Da lunedì già al lavoro oppure una pausa di riflessione? Ma in realtà io sono già al lavoro da giorni, come è giusto che sia, dal momento dell'elezione, dal momento della proclamazione, quindi dalla possibilità di accedere agli uffici. Mi sono messo al lavoro perché è giusto fare così e essere al servizio del Veneto e dei veneti senza pause e soprattutto mettendoci tutta la passione possibile. Qual è il primo dossier sul suo tavolo, Presidente? Abbiamo già diversi dossier, abbiamo ovviamente delle scadenze a breve e ovviamente vi presenteremo anche le prime iniziative che faremo. Una delle prime iniziative che avevo promesso in campagna elettorale è l'istituzione dell'assessorato al sociale e al welfare, che è un assessorato per me strategico, insomma è stato il primo punto del programma di governo, oggi diventerà già realtà e quindi questa è una promessa che manteniamo fin da subito e apriremo a brevissimo, come avevo già preannunciato alle prime 2 misure in campagna elettorale, il tavolo per la sburocratizzazione e quindi di coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria con cui ho già iniziato ad interloquire in materia. Che percorso? Partiamo? Sì, dopo okay. Sono a vostra disponibilità. Allora, adesso il Presidente prende posizione, si parte dalla foto di rito, vediamo se la foto in solitaria o se sarà raggiunto dai componenti della Giunta, ma penso che poi l'intenzione di Stefani sia quella di presentare uno a uno gli assessori, i 10 assessori di cui sarà composta la sua nuova giunta, la nuova giunta Stefani. Ecco, adesso stanno uscendo gli assessori, probabilmente raggiungeranno il Presidente Stefani. Ecco, adesso prendono posizione, li vedo, ecco allora Dario Bond, Marco Zecchinato, ecco quindi c'è anche Marco Zecchinato, Vicentino nel novero, vedo Filippo Giacinti, Luca Spavanetto, Elisa Venturini, quindi è Elisa Venturini, probabilmente con a questo punto il referato all'ambiente, Elisa Venturini, il nome di Forza Italia, quindi probabilmente Elisa Venturini ha scalzato all'ultimo minuto, all'ultimo secondo il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Sterna, di cui si è parlato
ricordato fino a qualche istante fa, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia proprio ai nostri microfoni non più tardi di un quarto d'ora fa ci davano Roberto Rigoni Stern per assessore, quindi c'è stato chiaramente un rush finale da questo punto di vista, quindi se i rappresentanti di Fratelli d'Italia erano fissati e in qualche modo cristallizzati, così non è stato per il rappresentante di Forza Italia. Ecco, quindi questa la fotografia di giornata. Questa è la fotografia di giornata. Lasciamo ai flash, agli scatti. Restiamo con queste immagini. Ecco, ci siamo, sorrisi di rito, abbracci, Alberto Stefani che in questo momento abbraccia Elisa De Berti, lo segue Paola Roma e poi tutti gli altri. La sorpresa di giornata, ricordo, è Gino Gerosa, di lui si parlava insistentemente nelle ultime 24 ore e alla fine appunto Gerosa, il super assessore tecnico alla sanità della regione del Veneto. Il nostro Alberto Pivetta sta prendendo posizione, sta fissando la telecamera perché manderemo in onda chiaramente in diretta l'intero intervento del presidente della regione del Veneto, Alberto Stefani, che prende la parola quindi dal centro del palco e probabilmente inviterà uno a uno gli assessori sul tavolo. Allora, solo un attimo, posiziono il microfono. E Alberto Stefani parlerà, il nostro Christian Arboit. Buongiorno a tutti. Ecco. E Sentiamo. Grazie, ringrazio la stampa per essere presente. Oggi presenteremo la giunta di questo mandato, una giunta che tiene conto di un criterio orientativo fondamentale, il tema della qualità e della competenza amministrativa. Le scelte che faremo poi le ovviamente presenterò velocemente, poi vi daremo prossimamente ovviamente il dettaglio delle singole deleghe specifiche. Oggi ovviamente faremo una presentazione delle macro deleghe loro spettanti. Tengono conto di esperienze amministrative maturate, tengono conto di esperienze politiche maturate e del loro curriculum formativo e professionale. Abbiamo messo al centro la qualità e è una scelta che rivendico con piacere, perché è quello che avevo detto in campagna elettorale, è quello che avevo ribadito in questi giorni. Tra loro trovate anche tanti sindaci ed ex sindaci, persone che hanno svolto con passione anche dei ruoli di amministrazione locale, con grande passione e soprattutto tenendo conto dell'importanza delle rispettive comunità. Ecco, questi erano dei criteri che io avevo segnalato nei giorni scorsi e sono dei criteri che ho voluto rispettare durante la formazione della Giunta. Io procedo con l'elenco, vi preannuncio già che uno degli assessori, che è Massimo Bitonci, oggi non è presente per attività di carattere governativo, poi ovviamente passerò alla presentazione anche del suo curriculum. Partiamo dal primo assessore, Gino Gerosa, professore Gino Gerosa, 68
professore ordinario di chirurgia cardiaca presso il Dipartimento di Scienze Cardiotoracico-Vascolari e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Padova, direttore dell'OUC di cardiochirurgia del programma trapianti di cuore e assistenze meccaniche dell'azienda ospedaliera Università di Padova, coordinatore del Dipartimento Funzionale Organi Artificiali e Rigenerazione Tissutale, cardiochirurgo di rilievo internazionale con esperienze nazionali ed internazionali, con oltre 450 pubblicazioni scientifiche e numerosi capitoli in opere specialistiche. Ha eseguito interventi di carattere pionieristico, credo non abbia bisogno di presentazioni, tra cui il primo trapianto italiano di cuore artificiale totale, innovativi trapianti cardiaci, inclusi casi di trapianto a cuore battente da donatore a cuore fermo. Vanta i seguenti riconoscimenti: Commendatore Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica, conferita con la città di Padova, la cittadinanza onoraria di Padova per il contributo alla cardiochirurgia e alla ricerca medica. È uno dei massimi esponenti della cardiochirurgia italiana e internazionale, riconosciuto per la sua leadership clinica e scientifica, l'innovazione tecnologica nel trattamento delle malattie cardiovascolari per il ruolo di guida in strutture complesse in ambito ospedaliero e accademico. Sono onorato di poter dire che il professor Gino Gerosa assume la delega alla sanità, alla programmazione sociosanitaria. Grazie professore, sono onorato della sua scelta. Ci facciamo una foto qui davanti. Una foto con il Presidente, Come più volte anticipato, ho anche deciso di sfruttare un'opportunità che è prevista dal nostro statuto, che è quella di poter delegare specifiche attività. All'interno di questa possibilità ho conferito una delega specifica a una persona che, oltre a essere una figura di riferimento della precedente amministrazione, è stata vicepresidente della Regione Veneto, assessore alle infrastrutture nell'amministrazione anche precedente, quindi da 10 anni, è stata sindaco di Isola Rizza, avvocato, ha avuto appunto delle deleghe chiave come infrastrutture, lavori pubblici e trasporti. Oggi ho chiesto ad Elisa di poter essere il consigliere delegato in vista anche dell'istituzione della figura del sottosegretario alle infrastrutture e all'attuazione del programma elettorale. Quindi sono felice di poter fare questa scelta, che è una scelta di continuità amministrativa e soprattutto che tiene conto di specifiche competenze maturate nell'ambito di riferimento. Quindi grazie Elisa. Io procedo a fare una foto con ciascun assessore, ovviamente a favore di stampa. Sì, va bene. Ricordo anche che questa figura può partecipare nel specifico ambito di competenza, per via dello specifico ambito di competenza, alle riunioni di giunta. Procediamo con Luca Spavanetto, 43 anni, Jesolo, geometra impiegato tecnico presso un'azienda del settore edile, consigliere comunale a Jesolo dal 2007 al 2009, è stato presidente del consiglio comunale e consigliere regionale uscente, è impegnato nel volontariato, è stato componente anche del consiglio direttivo dell'Avis, vice
Presidente della Regione Veneto attuale, quindi conferirò la delega di Vicepresidente a Luca Spavanetto e assume le deleghe al turismo, alla mobilità e turismo, alla cultura e al lavoro. Scusate, specifico turismo e lavoro. Sì, avevo letto quello sotto chiaramente. E procediamo con Massimo Bitonci, vi ho già annunciato, ovviamente 60 anni, di Cittadella, laureato in economia Ca' Foscari, dottore commercialista, esperto di diritto societario, fiscale, controllo contabile e operazioni straordinarie, è stato vice sindaco di Cittadella, poi sindaco per 2 mandati, sindaco di Padova, è stato vicepresidente dell'ANCI nazionale, eletto alla Camera nel 2008, poi al Senato nel 2013 e nuovamente alla Camera nel 2018. Ha ricoperto poi ruoli di sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy e precedentemente anche sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dal dicembre 2022 è Presidente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, assume le deleghe alle imprese, al commercio, alle fiere innovazione e alla sburocratizzazione. Procediamo con l'assessore Dario Bond, 64 anni, feltrino, laureato in scienze agrarie, è stato consigliere comunale a Feltre, presidente del Consiglio Comunale, poi consigliere regionale per 2 mandati. È stato eletto alla Camera anche nel 2018, nel 2012 è stato nominato come delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'intesa per il Fondo dei Comuni Confinanti, confermato poi nel 2023. Assume le deleghe all'agricoltura e foreste, politiche venatorie, aree montane, poi altre deleghe specifiche ovviamente nello specifico ambito che vi saranno ovviamente diffuse. Dario. Ce ne fate fare un attimo. Ecco qua. Aspetta, sì, fate. Così facciamo, se no ce la facciamo. L'ordine è, come potete capire, alfabetico. Filippo Giacinti, 51 anni, di Albignasego, sindaco di Albignasego, laureato in giurisprudenza all'Università di Padova, è avvocato nel campo del diritto penale e appassionato di sport. Eletto consigliere comunale ad Albignasego nel 2003, ha ricoperto il ruolo di consigliere assessore, rieletto nel 2008, diventa vice sindaco, riconfermato nel 2013, viene eletto sindaco di Albignasego, riconfermato poi nel 2021, quindi era stato eletto nel 2016 con l'80% dei consensi. Nel 2023 è stato eletto presidente del comitato dei sindaci del distretto ULS, ovviamente Padova, Bacchiglione, Terme Colli, Padova Piovese. Nel 2024 diventa presidente della conferenza di sindaci ULS dell'intera provincia di Padova. È inoltre presidente del comitato dei sindaci del nuovo ambito territoriale e sociale Patriarchi Salcisica. Assume le deleghe al bilancio, personale, patrimonio, affari legali.
Valeria Mantovan, 35 anni, di Portoviro, laureata in giurisprudenza, è stata consigliere provinciale a Rovigo e poi assessore al commercio e al turismo del comune di Portoviro. A 32 anni è diventata sindaco di Portoviro e nel settembre del 2024 assessore regionale all'istruzione e alla formazione. Assume proprio le deleghe in materia di istruzione, formazione e cultura. Procediamo poi con Paola Roma, 43 anni, sindaco di Ponte di Piave, laureata in giurisprudenza, dipendente ULSS in precedenza impiegata nell'azienda di famiglia, sindaco del suo paese al secondo mandato, presidente della conferenza dei sindaci della ULSS 2 dell'associazione Comuni Marca Trevigiana. È stata eletta consigliere comunale a Ponte di Piave nel 2004-2014, poi ovviamente è stata eletta sindaco della stessa città. Assume le deleghe al sociale, all'abitare e allo sport. Buon lavoro. Come sapete, il sociale è il primo punto del nostro programma di governo, ormai l'ho ripetuto più volte e lo rivendico con emozione e una delle prime cose che ci eravamo proposti di fare era proprio l'istituzione di un assessorato al sociale, all'abitare e oggi l'abbiamo fatto. Procediamo con Diego Ruzza, 52 anni, sindaco di Zevio, laureato in psicologia clinica di comunità, specializzato in psicoterapia, dirigente psicologo dell'ospedale di Legnago, già membro del comitato tecnico scientifico dell'Associazione Alzheimer Italia e dell'Unione Parkinsoniani di Verona. Nel 2014 eletto consigliere dell'Ordine dei Psicologi del Veneto, di cui diventa anche tesoriere. Nel 2016 è nominato componente esperto nel tavolo tecnico della neuropsicologia dall'Ordine dei Psicologi, è stato sindaco per 2 mandati del comune di Zevio, assume le deleghe ai trasporti e alla mobilità. Un attimo, un po' dopo, grazie. Bene. Elisa Venturini, 46 anni, laureata in giurisprudenza, sindaco del comune di Casalserugo dal 2010 dal 2008 al 2018, già consigliere delegato alla provincia di Padova e vicepresidente ANCI Veneto, consigliere regionale uscente, assume le deleghe all'ambiente e alla protezione civile. Voglio anche ribadire che in materia di protezione civile Elisa ha una riconosciuta esperienza sia
ovviamente nel suo percorso amministrativo, sia in collaborazione in qualità appunto di componente dell'ANCI con ovviamente la protezione civile, delega fondamentale e sicuramente importante tanto quanto quella dell'ambiente, che saprà svolgere al meglio. Anche lei sindaco del suo comune, è stata sindaco del suo comune, lo rimarco un po' insomma per chi ha avuto questa esperienza che secondo me è assolutamente fondamentale, soprattutto in alcune deleghe specifiche. Procediamo con Marco Zecchinato, 49 anni, nato ad Arzignano, vive ad Orgiano, laureato in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, specializzato in valutazione di impatto ambientale. Nel 2001 svolge l'attività di urbanista. È stato sindaco del comune di Orgiano dal 2006 al 2016, presidente dell'Unione dei Comuni del Basso Vicentino, vicepresidente dell'intesa programmatica dell'area Perica, che ho più volte conosciuto in campagna elettorale, membro del consiglio direttivo ANCI Veneto. Dal 2016 al 2020 è stato membro di commissioni tecniche regionali. Nel 2020 è stato eletto consigliere regionale e si è occupato proprio di questi temi. Assume le deleghe all'internazionalizzazione, ai rapporti istituzionali con l'Unione Europea, all'attrattività, all'urbanistica, all'identità veneta, enti locali e consiglio regionale. Buon lavoro Marco. Come avete avuto modo di vedere finora, e anche nel prossimo componente, sono tutte persone che hanno maturato nel proprio percorso di vita formativo, amministrativo e politico esperienze specifiche e specialistiche in quel determinato tema, ed è per me motivo fondamentale della scelta, come avevo già ribadito. Un'altra delega che ho previsto all'interno della nostra squadra è una delega specifica che ho voluto fortemente in campagna elettorale, anche e soprattutto per via della necessità di garantire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita politica e al circuito elettorale. L'avevo proposta, l'avevo promessa, e una delega specifica è attribuita a una professoressa, Morena Martini, 62 anni, laureata in lingue e letterature straniere, è stata consigliere comunale e membro della giunta del comune di Rossano Veneto, è stata poi sindaco di Rossano Veneto, ha ricoperto incarichi a vario titolo, tra cui assessore provinciale a Vicenza, alla formazione al lavoro e all'istruzione. A Morena il compito di favorire, anche sulla base della sua nuova esperienza in consiglio, visto che subentrerà ovviamente come consigliere regionale, una forte attività di promozione della partecipazione giovanile al mondo della politica. Una delega fondamentale che io reputo strategica per la vita politica, ma soprattutto per la partecipazione giovanile del nostro territorio. Quindi io mi sono tenuto le politiche giovanili, come ben sapete, condividerò con Morena questa particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani alla vita pubblica e alla vita politica. Faremo tutto quello che si potrà fare perché il Consiglio regionale e ovviamente la Giunta possa garantire un piano importante di coinvolgimento dei giovani alla politica. Immagino anche qua, grazie. Grazie. Bene, avete compreso i criteri di queste scelte, la vita di ciascuno di loro, poi ovviamente saremo a disposizione anche per illustrare il loro percorso amministrativo che ho già avuto modo di annunciare.
Ecco, questo è un altro criterio che abbiamo voluto adottare, l'esperienza amministrativa, fondamentale per coinvolgere, per ovviamente permettere a ciascuno di loro di poter portare il bagaglio della propria esperienza nel settore di riferimento e ovviamente massima attenzione poi alla qualità che abbiamo adottato per quanto riguarda le scelte in alcuni settori strategici come quello della sanità. Io ovviamente sono a disposizione della stampa e un buon lavoro ovviamente a tutti gli assessori, a tutti coloro che avranno responsabilità amministrative. Lunedì ci sarà il Consiglio regionale, a seguito del quale nei giorni successivi procederemo all'illustrazione delle linee programmatiche, quindi ci metteremo già al lavoro fin da subito. Prima di Natale illustreremo le linee programmatiche, le linee di indirizzo, gli obiettivi strategici della Regione, completeremo ovviamente il quadro con altre ovviamente scelte strategiche come le presidenze di commissione, l'istituzione di capigruppo consigliari che rappresenteranno ovviamente delle strutture fondamentali per la vita amministrativa del Consiglio regionale e ovviamente di tutto il Veneto. Grazie. Domande? No, ce n'è una in fondo. Presidente, volevo chiedere due cose. La scelta delle deleghe consigliere è una novità per la storia. Mi chiedo se mi sembra evidente che c'è anche un significato politico, cioè avevate fatto un patto per le elezioni che è stato rispettato, però nelle urne la Lega aveva preso un peso notevole, quindi mi sembra che in questa legge ha voluto anche un po' riequilibrare i pesi tra i due maggiori partiti della coalizione. La seconda domanda, a parte l'assessore Mantovano, la scelta di continuità con la vecchia giunta è quella dell'assessore De Berti, lo sai, lo devo chiedere, è un segnale, mi sembra evidentissimo, uno dei suoi primissimi obiettivi sarà questa holding autostradale e immagino anche sposata col progetto della Valdastico, che non è la stessa cosa. Grazie. Allora, parto dalla seconda domanda. Ovviamente nelle deleghe specifiche che riceverete nelle prossime ore, nei prossimi giorni, c'è il completamento, soprattutto per quanto riguarda Elisa e ovviamente tutta la regione, ma tra le sue deleghe specifiche c'è proprio il completamento della holding autostradale. È un percorso che tra l'altro abbiamo fatto insieme, perché lei in ambito regionale, io in ambito parlamentare abbiamo aperto questa possibilità e credo sia giusto continuare nella direzione della continuità amministrativa e soprattutto con un'ottica strategica dal punto di vista infrastrutturale. Il tema della Valdastico, io tra l'altro ancora prima di essere proclamato ho incontrato il presidente Fugatti, con cui ho aperto un dialogo importante perché c'è stato l'ok sul tracciato, e a gennaio saremo al Ministero per valutare questa possibilità, che è una possibilità strategica per la Regione Veneto. Ovviamente non mi ripeto sulla holding autostradale, che rappresenta un veicolo straordinario per poter garantire uno sviluppo infrastrutturale del nostro territorio. Poi ovviamente questo l'ho ribadito più volte in campagna elettorale, credo non serva ulteriormente spiegarlo, però insomma ovviamente sono a disposizione e rappresenta per noi un punto importante del nostro programma di governo. Poi l'altra domanda era legata. Noi abbiamo cercato di fare scelte di qualità, poi è chiaro che su alcune deleghe specifiche ci sono delle sensibilità che possono essere fondamentali. Quella di un insegnante nei confronti dei ragazzi, degli studenti, per esempio per la partecipazione giovanile, per me risulta fondamentale, così come quella di Elisa per il mondo delle infrastrutture, che ha portato avanti per 10 anni, e io credo che un presidente, quando fa delle scelte, debba tener conto anche di questo e lo debba fare soprattutto nell'ottica di offrire al Veneto, ai veneti, una squadra di persone competenti e di qualità. Questa è stata la mia stella polare. Poi ogni volta ci possono essere 1000 criteri per decidere una giunta. Io ho scelto un criterio specifico, ovviamente garantendo il più possibile tutto il resto, ma il mio primo criterio è stata la qualità e mi pare di aver fatto scelte che vanno in questa direzione. Sì, va bene,
È una giunta tecnica molto padovana, Sì, poi ho visto che è stato scritto anche il professor Gerosa a Padova, insomma il professor Gerosa è una figura tecnica di assoluto rilievo, non solo veneto, vorrei dire nazionale e internazionale, quindi poi al di là delle questioni ovviamente di questo tipo, credo che la prima cosa da valutare sia la qualità amministrativa, e quando c'è una persona come il professor Gerosa che si mette a disposizione con un percorso professionale che ha, con un percorso accademico che ha, si è messo a disposizione della propria regione, della sua gente, della sua comunità, non si possa che, io credo che non si possa che accettare e soprattutto essere onorati di una scelta di questo tipo. Io lo ringrazio nuovamente perché so che sono scelte ovviamente importanti, perché quando si fa una scelta così ovviamente si affronta una nuova sfida, ma c'è stato un percorso alle spalle importante sia in ambito medico e accademico che ovviamente c'era e c'è, e penso che la qualità vinca sempre. Una cosa quello di una tappa. Insomma, ve lo racconteremo in un'altra puntata, dai. Intanto iniziamo a lavorare. Mi riallaccio, Presidente, buongiorno. Era a proposito del professor Gerosa, chiaramente le competenze cliniche, accademiche sono internazionalmente riconosciute e lei ha già speso eccellenti parole al riguardo. Ciò detto, vi ha tolto anche dall'imbarazzo di quel stallo in cui si era fermata la trattativa tra Lega e Fratelli d'Italia a trovare un tecnico di assoluto rilievo? Innanzitutto il professor Gerosa è riconosciuto da tutta la coalizione. Quindi nel momento in cui c'è stata la possibilità di indicare una figura di questo tipo, tutta la coalizione ovviamente è stata onorata di questa scelta e soprattutto del servizio di una persona della sanità pubblica che si mette a disposizione della sanità pubblica, e io ne sono davvero orgoglioso. Poi aggiungo una cosa, io chiederò ovviamente nei limiti del possibile che in breve tempo siano indicati i capigruppo e nel più possibile ovviamente tutte le altre figure del Consiglio regionale per essere subito pronti a lavorare già prima di Natale e essere operativi con tutto. Così come abbiamo già iniziato, insomma, a Palazzo Balbi, adesso Palazzo Ferrafini. Scusi, solo un'altra cosa, la figura del sottosegretario che lei ha annunciato ha bisogno di un voto del Consiglio regionale perché essere istituita oppure è un potere del Presidente? Allora, noi nel nostro statuto, l'articolo 51, prevede la possibilità di un consigliere delegato con deleghe specifiche attività, questo è il testo legislativo, testo normativo, che può partecipare alle riunioni di giunta sulla base delle specifiche attività. C'è la possibilità di istituire un sottosegretario ad invarianza di spesa, lo specifico, ad invarianza di spesa, e è una figura che ovviamente è assolutamente strategica per lo sviluppo del programma elettorale e per poter procedere. Ci sono tante altre regioni che l'hanno già previsto e che ovviamente tengono conto di queste figure che sono fondamentali anche per soprattutto una visione di Veneto che non sia solo un Veneto che rimane qui. Noi dobbiamo continuare a rilanciare un percorso già iniziato di un Veneto forte nelle istituzioni nazionali, forte nella filiera governativa, forte nei rapporti con l'Europa, forte nel mondo. Questo è il Veneto che noi dobbiamo costruire e serve strutturare la squadra in maniera adeguata per vincere questa sfida, che è una sfida di un'identità che non chiude in se stessi ma apre al mondo. Questa è la sfida che noi abbiamo davanti e dobbiamo vincerla con le persone migliori e con la migliore qualità in campo. Poi nel corso del tempo possono essere previste anche altre deleghe agli assessorati, come ho avuto più volte modo di ribadire, quando si fa politica e soprattutto si affronta una sfida amministrativa, il programma elettorale deve adeguarsi alla società che cambia, no? Abbiamo previsto per esempio la delega all'abitare, precedentemente era solo ATER, no? Oggi abbiamo l'emergenza abitativa, abbiamo l'emergenza legata alla materia della manodopera qualificata per quanto riguarda il mondo del lavoro, che sarà un'altra sfida da vincere. Ci sarà il tema dell'intelligenza artificiale, di come questa impatterà nella vita di tutti i giorni, quindi anche quella sarà una delega
che vorrò prevedere nel corso dei prossimi mesi e poterla ovviamente affidare a una persona specifica che possa lavorarci e possa soprattutto considerare questo aspetto. Noi siamo e dobbiamo essere un'amministrazione regionale che sta al passo con i tempi e vuole affrontare le sfide che i prossimi decenni ci chiameranno ad affrontare. Questa è, diciamo, l'incipit del nostro programma di governo, no? Siamo partiti dal tema della longevità, tra l'altro nelle deleghe che troverete ci sarà proprio la delega anche alla longevità all'interno ovviamente dell'ambito sociale, così come nell'ambito ovviamente specifico troverete altre deleghe di questo tipo che ovviamente tiene conto di alcuni dati statistici, di alcuni trend demografici. Noi siamo partiti da questo perché vogliamo guardare al Veneto dei prossimi decenni e fare le scelte migliori, sia nella struttura della Giunta, sia nella struttura ovviamente degli uffici, sia poi nel lavoro delle commissioni regionali che, voglio ricordare, insomma, sono ovviamente organi strategici. Scusi, una domanda, una precisazione, una sentita, buongiorno. Buongiorno. I sottosegretari, anzi i consiglieri delegati, parteciperanno alla Giunta solo ed esclusivamente quando sarà un tema, diciamo, riferito alle loro competenze o alla Giunta a prescindere? Allora, l'articolo 51 prevede che si può delegare per specifiche attività e ovviamente il consigliere delegato può partecipare per quelle determinate attività. Sicuramente, ovviamente in base all'attività, uno può, al ventaglio aperto da quella determinata attività, può partecipare a ovviamente il numero di giunte possibili che abbiano a che fare con quello. Insomma, per esempio a degli ISO ho affidato l'attuazione del programma di governo, che è una delega molto ampia e che sarà necessaria per monitorare, perché quello che conta, come quando si amministra e si fa il sindaco e quando si fa il presidente, si prende il programma di governo, si fa un cronoprogramma e si monitora mese per mese, anno per anno quello che si è fatto per rendere conto ai cittadini di quello che abbiamo promesso, di quello che vogliamo realizzare e di quello che realizzeremo. Grazie. Grazie a lei. Riguardo alle commissioni, avete già iniziato a lavorare con queste commissioni? Abbiamo già iniziato a lavorare, ci saranno figure di qualità nelle rispettive commissioni che sono elementi strategici per il futuro del Consiglio regionale, ma anche ovviamente dell'attività amministrativa della Regione. Non serve ribadirlo, voi conoscete meglio di me quanto siano fondamentali e quanto sia strategico individuare figure di qualità. Io conto di farlo il prima possibile, quindi se è possibile giuridicamente entro l'anno, noi li indicheremo entro l'anno. Grazie a tutti, buon lavoro a tutti gli assessori e grazie alla stampa presente. Questa è la squadra che Alberto Stefani ha presentato e fra poco faremo un riassunto, ci sono conferme ma c'è anche qualche novità. Andiamo velocemente in pubblicità. E allora siamo di nuovo in diretta, abbiamo assistito alla conferenza stampa di Alberto Stefani a Palazzo Grandi Stazioni, sta ancora parlando al microfono di Crystal Boy, sentiamo cosa sta dicendo, ma lo sentiamo davvero per qualche istante, abbiamo sentito le sue parole fino ad ora, sentiamo. Quello che conta è la qualità, figure di qualità al servizio di tutti i veneti e di tutto il Veneto. L'età media degli assessori sembra un po' più bassa, soddisfatto? Beh, io la abbasso notevolmente, mi pare. Ovviamente sto scherzando, però torniamo in diretta, ripetuto diverse volte l'elemento della qualità e anche l'esperienza nel proprio settore, tantissimi sono sindaci o ex sindaci e dunque è un po' il refrain che aveva usato nelle settimane scorse Alberto Stefani. Allora vi facciamo il riassunto di nuovo della squadra di Alberto Stefani. Volendo possiamo anche lasciare l'immagine di lui che viene intervistato. Allora, le diamo come le ha date lui nell'ordine che ha dato Stefani. Allora, Gino Gerosa, assessore alla sanità, luminare della cardiochirurgia, quindi un tecnico diciamo in quota, presidente Gino Gerosa. Poi Elisa De Berti che rientra però come consigliera delegata con una delega importante alle infrastrutture e anche all'attuazione del programma elettorale Lega,
quindi è una consigliera con delega che potrà partecipare, lo ha detto Stefani, proprio anche alla giunta nel suo settore specifico. Luca Spavanetto, Fratelli d'Italia, sarà vicepresidente della regione e avrà la delega al turismo e al lavoro. Anche questa è una novità, lo spacchettamento di lavoro e istruzione che sono sempre negli ultimi anni andati, diciamo, di concerto. Lavoro questa volta va insieme a turismo con Luca Spavanetto, che sarà anche vicepresidente della regione, quota Fratelli d'Italia. Massimo Bitonci, che è l'unico non presente oggi per impegni a Roma, quindi la Lega con imprese, commercio e sburocratizzazione, quindi un altro assessorato di peso per la Lega. Dario Bond, Fratelli d'Italia, questa non è una sorpresa, agricoltura, foreste, montagna, aree montane. Ancora Fratelli d'Italia, Filippo Giacinti con il bilancio, Fratelli d'Italia, Valeria Mantovan, riconferma però all'istruzione ma alla cultura, non più al lavoro. Paola Roma, Lega, l'unica trevigiana in giunta, che avrà l'assessorato specifico sul quale punta molto Stefani, del sociale, la casa e anche lo sport. Diego Ruzza, Fratelli d'Italia, trasporti e mobilità. Sorpresa Elisa Venturini, nel senso che gli ultimi rumors davano molto in poll Roberto Rigoni Stern per Forza Italia, e invece c'è Elisa Venturini, ambiente e protezione civile. Ancora per la Lega, Marco Zecchinato alla internazionalizzazione, quindi rapporti anche con l'Europa, ma anche urbanistica e identità veneta. Un'altra consigliera con delega insieme ad Elisa De Berti sarà Morena Martini, partecipazione giovanile. Lavorerà, diciamo, in tandem con Stefani, che come aveva annunciato si tiene la delega alle politiche giovanili. Dunque qualche novità c'è, molte sono le conferme, ed è confermato anche che il peso, seppure i 5 assessorati a Fratelli d'Italia ci sono in giunta, quindi il maggior numero come era nei patti, il famoso pacta sunt servanda, il peso politico però di certi settori resta alla Lega. Pensiamo soltanto alle infrastrutture, ai dossier delle infrastrutture con Elisa De Berti e a Massimo Bitonci con lo sviluppo economico. Poi Gino Gerosa è chiaramente un tecnico, ma è in quota, diciamo, scelto dal Presidente per l'assessorato, quello più delicato alla sanità. Questa dunque è la situazione e la squadra della Giunta del Veneto. Allora, abbiamo ancora una ventina di minuti, non possiamo non parlare della cronaca che ci porta a Gaiarine, dove ieri sera c'è stato un tremendo incidente stradale e una vittima di 84 anni, Eddo Saccon, morto, pensate, a pochi passi da casa. Lo schianto frontale lungo la stessa strada del locale gestito dal figlio Silvano, l'impatto violento con un'auto che arrivava dalla direzione opposta, forse per un malore o per una distrazione. Si è spezzata così a 84 anni la vita di Eddo Saccon, pensionato molto conosciuto a Gaiarine, morto nel tardo pomeriggio in via Sacile a Francenigo. Al volante di una Hyundai è finito contro l'auto di una sessantenne del posto, uscita a sua volta ferita dall'incidente. Le 18:45, una zona familiare a Saccon, non distante dalla sua abitazione e dal Saks, il locale di famiglia passato ora a uno dei figli. Lì l'84enne si recava spesso e proprio poco distante da quello che è un punto di riferimento per la piccola frazione si è consumato il dramma. L'invasione di corsia, le cui cause sono ancora al vaglio, lo scontro tra le due vetture, una delle quali è finita fuori strada ribaltandosi nel fossato, le prime chiamate ai soccorritori e il traffico subito in tilt. Quando è stato estratto dall'abitacolo per il pensionato non c'era più nulla da fare. Sul posto anche il sindaco Diego Zanchetta e l'assessore Valentina Pezzin, che hanno portato ai familiari la vicinanza dell'intera comunità di Gaiarine. Saranno i carabinieri ora a ricostruire la dinamica del sinistro da depositare in procura. E poi un'importante operazione della Polizia a Venezia contro il narcotraffico. È stata sgominata una organizzazione criminale transnazionale dedita al narcotraffico. Gli agenti hanno arrestato in queste ore 4 persone di origine nigeriana. Inchiesta che, condotta dalla polizia, dalla squadra mobile, ha consentito anche di indagare 54 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga, misure
che sono state eseguite in queste ore nelle province di Venezia e di Padova, ma anche in Francia. Un'indagine scaturita monitorando la capillare rete di pusher attiva su una delle piazze di spaccio più importanti non solo in Italia purtroppo, ma in Europa, cioè quella di Mestre. Dunque importante operazione della squadra mobile di Venezia contro il narcotraffico, di cui vi racconteremo questa sera. Adesso un'altra veloce pausa pubblicitaria e poi torniamo in diretta. Di nuovo in diretta con Focus TG, stanno continuando le interviste a Palazzo Grandi Stazioni dopo la presentazione della Giunta regionale. Sentiamo le parole di Gino Gerosa, il nuovo assessore alla sanità del Veneto. All'interno del pianeta salute in Italia, quindi la capacità di restare attrattivi per i nostri giovani che quando vanno all'estero fanno sempre sfracelli, perché la formazione che dà l'Università Italiana è una formazione eccezionale, incredibile, e questo è dimostrato proprio dal successo che i nostri colleghi quando vanno all'estero hanno. Quindi riuscire a trattenerli in Italia, o perlomeno, anzi preferirei dire lasciarli andare all'estero e fare le loro esperienze, ma poi rientrare in Italia. Credo che questo sia importante. Questo diventa fondamentale. Una delle sfide è la medicina territoriale. Come potrà essere strutturata? Come dicevo prima, bisogna reingegnerizzare tutto il sistema e quindi una intercomunicazione importante tra ospedale e territorio. Quindi ci sono numerosissime idee che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane vi presenteremo, ma soprattutto spero che possano prendere corpo. L'innovazione e l'intelligenza artificiale, lei è un po' artefice anche nella sua carriera professionale, sarà un elemento determinante? Adoro l'intelligenza artificiale, ma degli human factor il fattore umano resta sempre preponderante, quindi l'intelligenza artificiale ci aiuta, ma l'intelligenza artificiale non ha la consapevolezza che ha il fattore umano, e quindi questo binomio dovrebbe dare delle risposte dal punto di vista assistenziale di un sistema sanitario regionale molto molto importanti. I cittadini veneti in tutti i territori chiedono che gli ospedali restino, no? È un tema che torna sempre, no? Quindi tutti chiedono la permanenza dei nosocomi sul territorio. Da questo punto di vista può arrivare da lei già una rassicurazione? I presidi fissi resteranno tutti? L'ospedale non è una struttura fisica fatta di mattoni, l'ospedale è una struttura fatta di professionalità. Se fossi un cittadino vorrei delle eccellenze e delle professionalità che si prendono cura di me, non dei mattoni. Quindi prima le competenze, i talenti. Esatto. E l'ospedale di Padova, il nuovo ospedale di Padova? L'ospedale di Padova, il nuovo ospedale di Padova è una bella domanda, non c'è nulla di nuovo rispetto al nuovo ospedale di Padova. Quindi diciamo che quello è il cantiere dei cantieri fondamentalmente, è la partita delle partite per la città del Santo e per la sanità veneta. Ci sarà un'attenzione particolare? Quello sicuramente, ma la partita delle partite credo sia la capacità di estendere sul territorio l'offerta di salute per i cittadini. Sulle liste d'attesa nello specifico, l'altro tema è questo, i presidi fisici, territoriali e le liste d'attesa. Tutti aspettano qualcuno che arrivi magari con una bacchetta magica, non è facile, ce ne rendiamo conto, però anche su questo, da professionista che vive internamente ogni giorno questa problematica, lei ha una soluzione peculiare? Nessuno ha la bacchetta magica, ma le rispondo con una parola: le liste di attesa devono incontrare l'appropriatezza, e su questo si gioca un'importante partita. È una partita con Roma, con il Ministero anche? Ma è una partita che intanto giochiamo qui. E Assessore, lei farà un tour, chiamiamolo così, tra gli ospedali del Veneto, ha intenzione di iniziare magari con un periodo di conoscenza reciproca, tutti la conoscono ovviamente, ma magari prendere visione di quello che accade altrove? Assolutamente, la capacità di ascoltare è fondamentale e il passaggio successivo è la condivisione delle scelte. E poi si apre anche la partita dei direttori generali fra un po', anche quella è una partita mica da ridere. Si aprirà, quindi è inutile parlarne adesso. Tempo al tempo. Esatto. Grazie professor Gerosa, eccoci. Queste le parole importanti del nuovo assessore alla sanità. Ovviamente il tema, il settore è quello davvero più delicato e l'assessorato sul quale si è atteso di più, e alla fine la scelta è stata proprio per un tecnico, Gino Gerosa. La cronaca, fra poco vi parleremo di ladri in azione a Cadoneghe con il nostro Federico Fusetti, ma torniamo a parlare degli attimi di paura vissuti ieri a Treviso, in pieno centro, peraltro a poca distanza da via Castelmenardo, teatro un anno fa
dell'omicidio di via Castelmenardo, questa volta balordi che insultano e minacciano dipendenti e clienti di un supermarket, tanto da costringere i stessi dipendenti a utilizzare uno spray urticante per difendersi. Sono le 10:30 del mattino quando all'interno del supermercato Conad in via Risorgimento, a 2 passi dal Duomo di Treviso, si scatena l'inferno. 2 uomini, pare magrebini, in evidente stato di alterazione, entrano nel market. Uno si dirige al reparto alcolici, l'altro all'ortofrutta, dove comincia a mangiare dell'uva e ad inveire e molestare i presenti chiedendo denaro. Nel supermercato ci sono il titolare, la figlia ed alcuni clienti. Abbiamo chiesto a questi 2 individui di allontanarsi e hanno iniziato di nuovo a inveire nei miei confronti e nei confronti della mia collega, dicendo parole che non si possono dire in televisione, però con minacce gravi. Il titolare chiama le forze dell'ordine, ma nell'attesa dell'arrivo della pattuglia la situazione si fa sempre più tesa. Uno dei 2 uomini diventa sempre più aggressivo, tanto da far temere i presenti per la propria incolumità. Ci siamo riposti all'interno del box informazioni perché avevamo paura un po' di come si stavano mettendo le cose. In quel momento mia figlia, la mia collaboratrice che è mia figlia, ha tirato fuori lo spray peperoncino e gliel'ha spruzzato in faccia e lui ha continuato a inveire e a dire parole grosse nei confronti di tutti e 2 e dopo poco è arrivata la pattuglia e l'hanno portato via. Dopo la denuncia restano rabbia e paura. Questi individui devono finire di entrare nei supermercati e creare panico, sia per i miei collaboratori che per la mia clientela. Quanto accaduto oggi non è un caso isolato. Episodi di questo tipo sono sempre più frequenti, ci racconta il titolare. Un mese fa, nell'altro punto vendita a Fiera, un dipendente ha riportato una frattura alla mano nell'allontanare un individuo molesto. Qui, in centro, 10 giorni fa, una collaboratrice è stata strattonata da un ragazzo che le ha storto un dito. 15 giorni fa abbiamo avuto un altro evento simile, sempre con denuncia, e visto l'occasione di questo evento mi sono procurato, per tutelare i miei collaboratori e le mie collaboratrici, ho procurato dello spray peperoncino, quello legale comprato sui siti, dove le ho consegnato a ogni cassiera, perché chi fa il turno di sera, chi fa il turno di chiusura deve essere tutelato. Ci sono giornate tipo il sabato sera, la domenica, dove girano bande di ragazzini oppure gente che un po' alterata e viene dentro e crea problemi, e le ragazze giustamente sono giovani, ma ci sono anche mamme e hanno paura per all'interno del negozio e poi alla sera quando chiudono il negozio, che devono andare a casa, che devono andare a prendere la macchina nei parcheggi qua intorno. Qui a pochi metri da via Castelmenardo, dove un anno fa venne ucciso Francesco Favaretto, si sperava che con la chiusura dell'ex ECA la situazione migliorasse. Purtroppo non è così. Si sperava questo, però la situazione continua a essere problematica, specialmente qua in zona Treviso. Dalla Marca al Padovano siamo a Cadoneghe, dove il nostro Federico Fusetti ci racconta di ladri che hanno preso di mira un quartiere in particolare. I cittadini pensano alle ronde e il sindaco cerca di calmare gli animi. Buongiorno da Cadoneghe, anche qui insomma, come stiamo un po' facendo negli ultimi giorni, la situazione dei furti nelle abitazioni non è assolutamente rosea, prese di mira parecchie abitazioni anche nelle ultime ore, infatti chiedo al sindaco Marco Schesaro, che ringrazio, com'è la situazione, arrivano messaggi anche in queste ore su quello che sta accadendo? Sì, assolutamente, buongiorno a tutti, arrivano queste segnalazioni dai vari cittadini che devono vivere purtroppo questa situazione, alla quale però noi non ci vogliamo assolutamente abituare e quindi convivere, ma vi sono dei fenomeni di tentativi di furti, di scasso alle tapparelle di casa, c'è gente che ha timore addirittura di stare in casa da sola perché appunto questi banditi non hanno neanche più timore di entrare nelle case quando dentro ci sono le persone. Sono fenomeni veramente schifosi, scusatemi il termine, ma è incredibile come noi non possiamo vivere in tranquillità nelle nostre comunità e nelle nostre case. Ci sono queste bande che segnatamente di extracomunitari che vengono in questi territori e soprattutto in questa parte dell'anno si dedicano alle rapine, agli scippi e anche ai furti in casa. Intanto parliamo di orari spesso che sono proprio quelli in cui la gente, le famiglie sono all'interno, quindi
prima di cena, sì. Anche qui a Cadone che è così. Sì, è accaduto anche qui, quindi non è più nel cuore della notte, ma è addirittura quando le persone sono a casa e stanno magari consumando la cena in famiglia, sentono un rumore, un botto e escono in terrazza e vedono, diciamo, il ladro sulla grondaia. Questo è accaduto non più tardi di una decina di giorni fa a Bragni, dove una persona è uscita, si è messa a urlare, ha visto un ladro e cercava di arrampicarsi per la grondaia, ovviamente, e poi è fuggito. Senta, lei è intervenuto anche sulla questione, diciamo, delle passeggiate, o comunque qualcuno le chiama ronde dei cittadini, e insomma ha detto non possono sostituirsi alle forze dell'ordine. Com'è un po' l'atteggiamento del Comune nei confronti di queste iniziative? Ma l'atteggiamento del Comune è favorevole quando i cittadini si mettono assieme e lavorano per la comunità, per il bene comune. E per questo c'è il controllo del vicinato. Il controllo del vicinato è un'istituzione che è regolata dalle norme e dai rapporti tra le istituzioni comune e prefettura. Noi riteniamo che questo non risolva i problemi, ma aiuti la gente a essere innanzitutto consapevole, in secondo luogo a lavorare e non essere omertosi e girarsi dall'altra parte. Quindi quando c'è un fenomeno che vediamo nel nostro quartiere di strano eccetera, lo si comunica per mettere un'allerta generale e poi nel caso chiamare il 112. Ma le ronde, quando queste danno l'impressione di volersi sostituire allo Stato, di essere alternativi alla forza pubblica, no, questo non possiamo assolutamente permetterlo, perché la sicurezza, il presidio del territorio e soprattutto i fenomeni delittuosi devono essere combattuti dallo Stato, dalle sue istituzioni, soprattutto dalle forze dell'ordine che sono presenti nel territorio. Io dico sempre, l'attenzione, l'onestà non bisogna solo essere, bisogna anche apparire, e in questo caso le ronde, queste cose qui, non devono solo dire no, non ci vogliamo sostituire allo Stato, bisogna anche apparire. Questo deve anche sembrare alla cittadinanza che così non è. Ecco, quindi il messaggio che io voglio dare è che lo Stato c'è, le istituzioni ci sono e nessuno si può sostituire alla forza pubblica e alle forze dell'ordine. Così dunque il sindaco. Ultima pubblicità, poi di nuovo in diretta. Siamo rientrati, ma non ci sono aggiornamenti, allora non mi resta che salutarvi, lasciarvi la programmazione di Focus, di Rete Veneta, scusate, grazie per averci seguito, arrivederci.